Se la morte dell'ex centroavanti della Juventus e della Nazionale, Pietro Anastasi, ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i tifosi della Juventus e degli appassionati di calcio, a molti la poca attenzione che le istituzioni calcistiche hanno dato alla sua morte non è andata proprio giù. Soprattutto a chi Anastasi lo conosceva personalmente, come Antonino Testa a Mastratino, che non solo è un provetto pasticcere, ma è anche un grandissimo tifoso della Juve, che segue da quando era bambino. Con Petruzzo Anastasi aveva instaurato un rapporto intenso personale e di assidua frequentazione che gli hanno consentito di apprezzarne le doti umane e di grande umiltà. Per questo ha rivolto un appello ai presidenti di FIGC, Juventus Club e Lega Calcio. Lui ogni anno aveva una casa a Rometta e veniva a Rometta nel periodo estivo e ogni anno mi veniva a trovare a Mistretta. Passavamo qualche giorno insieme sia a Mistretta che a Santo Stefano, dove c'erano tanti amici. Per ricordarlo che la federazione, cosa strana, non ha fatto un minuto di silenzio in tutti i campi di calcio italiani, cosa che di solito quando muore un campione, un giocatore di un certo livello vengono fatti. La federazione questa volta l'ha dimenticato e non ha fatto niente. L'iniziativa è cercare di organizzare una partita di beneficenza o a Varese o a Torino con il ricavato darlo per la lotta alla ricerca sulla SLA. Un ricordo particolare di Pietro dopo diversi anni che mi aveva promesso, credo un 4-5 anni fa, è venuto a vedersi la festa di San Sebastiano. Vi ho fatto vedere la festa, possiamo dire in tribuna d'onore, dal balcone delle mie zie, ed è rimasto così entusiasta che voleva ritornare a vederlo un'altra volta. E mi diceva sua moglie Anna, era una delle poche volte che si è emozionata a vedere una processione.